Ancora polemiche per le molestie di Rimini. In Consiglio Comunale a Udine mozione a favore delle donne molestate, ma anche per proteggere l'adunata del prossimo anno, e si schiera anche Fedriga, si faccia l'adunata. Incidente stradale mortale tra Maiano e Fagagna. Claudio Peressini, di 68 anni, è stato travolto in sella alla sua bici. Lascia la madre centenaria. Il sindaco era molto attivo nel volontariato. Entrano nel tabacchino a volto coperto, picchiano il titolare e scappano con i pochi soldi trovati. È successo a Fontanafredda, la vittima ricoverata in ospedale, carabinieri sulle tracce dei rapinatori. Forfait della Protezione Civile al Giro d'Italia non collaborerà con il servizio d'ordine. Allarme dei sindaci coinvolti nel percorso, però cercano volontari e si pensa anche agli alpini. Ultima in casa domani per l'Udinese, che affronta lo Spezia. Una vittoria varrebbe la miglior classifica post Guidolin, ma Cioffi chiede di giocare per l'orgoglio di quanto fatto da dicembre in poi, e Pablo Marì torna disponibile. Buonasera a tutti voi e ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Non si placano le polemiche sulle molestie segnalate all'adunata degli alpini di Rimini e sulla petizione lanciata in rete, che ha raccolto oltre 16.000 firme per chiedere la sospensione della manifestazione di Udine nel 2023 e di quella dell'anno successivo. È scattata una contropetizione in difesa delle penne nere e contro le generalizzazioni che hanno colpito le adunate. È stata lanciata da un alpino di Belluno attraverso la piattaforma change.org e in poche ore ha superato le 2.200 firme. E lunedì verrà presentata in Consiglio Comunale a Udine la mozione di sentimenti a favore delle donne molestate, ma anche dell'adunata degli alpini prevista nel 2023 appunto nel capoluogo friulano. Io ho predisposto, devo depositare una mozione di sentimenti per esprimere da un lato solidarietà e sostegno alle donne vittime di violenza, ma dall'altra parte conferma della stima, dell'affetto rispetto al Corpo degli Alpini e all'Associazione Nazionale Alpiniana, le cui immagine non deve essere infangata dal comportamento di persone che evidentemente loro per prime non rispettano quelli che sono i valori portati avanti da sempre storicamente dagli alpini. Io mi metto a disposizione proprio con i loro coordinamenti per organizzare in occasione del raduno del 2023 un bel cartellone per unire alla comunicazione celebrativa un qualcosa che sensibilizzi contro la violenza di genere e contro la discriminazione della donna e contro la cultura patriarcale. Io festeggerò laddove invece di continuare ad aumentare con le telecamere, che come in questo caso non sono servite a nulla, bisogna prevenire. Quindi oltre magari una petizione per istituire il reato di catcalling, sarebbe sempre ora l'idea di istituire dei corsi di rispetto di genere come educazione civica in tutte le scuole. Mettere sotto processo il glorioso Corpo degli Alpini è inaccettabile, sono parole del Presidente della Regione Fedriga. Lo sentiamo in questa intervista, dove ha parlato anche dello super sconto carburanti che è confermato. Guai a mettere sotto processo gli alpini. A schierarsi dalla parte delle penne nere, dopo le polemiche sulle molestie di Rimini, è il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Ardunate al 100%. Penso che se qualcuno si è comportato male deve pagare, ma mettere sotto processo, come purtroppo sta avvenendo da parte di una frangia, e il glorioso colpo degli alpini lo ritengo inaccettabile. Io difendo gli alpini, li ringrazio per quello che hanno fatto e soprattutto per quello che rappresentano. A margine dell'inaugurazione a Trieste di Olio Capitale, Fedriga interviene anche sul tema delle accise sui carburanti. Non ci sono novità da parte del governo, spiega, ma la Regione continua a fare la propria parte. No, non abbiamo notizie dirette. Noi come Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proseguiamo fin quando c'è la necessità con lo super sconto, per cercare ovviamente di contenere il più possibile i prezzi. È ovvio che in un momento come questo i numeri alla pompa di carburante devono essere contenuti, perché altrimenti rischiamo di andare incontro a quello che avevamo visto qualche mese addietro, ovvero il blocco per esempio soltanto del commercio interno e della possibilità di spostare le merci, quindi questa è un'emergenza sicuramente. Incidente mortale sull'ex strada provinciale 10 tra Fagagna e Maiano, in località Fornaci di Mezzo. È accaduto oggi verso le 14, quando un furgone
Volkswagen Turana ha investito una bici in sella alla quale viaggiava Claudio Peressini, di 68 anni, residente a Maiano. L'urto ha sbalzato l'uomo a terra e il colpo al suolo è stato fatale. È stata la conducente del veicolo, una donna straniera di 55 anni rimasta illesa, a chiamare i soccorsi. I sanitari sono arrivati con l'ambulanza e di soccorso regionale, ma è stato tutto inutile. Sul posto anche carabinieri della stazione di Fagagna, gli agenti della polizia locale. Claudio Peressini era attivo nel volontariato, ricorda il sindaco di Maiano, Elisa De Sabata, ed è stato dirigente della Maianese Calcio. Aveva anche esposto alcune sue opere d'arte nella nostra pinacoteca. Il nostro cordoglio, la nostra vicinanza al figlio, alla moglie, alla mamma che quest'anno ha compiuto 100 anni. Sempre nel pomeriggio, a 1 chilometro di distanza, su quella stessa strada, un altro incidente ha coinvolto una donna colpita da malore mentre viaggiava in auto. Pur essendo sotto osservazione, le sue condizioni non destano preoccupazione. 3 persone a viso coperto questa mattina hanno picchiato e rapinato il titolare di un'edicola tabaccheria a Fontanafredda. L'uomo è riuscito a dare l'allarme, ricoverato in ospedale a Pordenone, indagini in corso dai carabinieri. Aveva da poco aperto la sua edicola tabaccheria in via Carducci a Fontanafredda quando, attorno alle 6:40, sono entrate 3 persone a volto coperto, non armate, che gli hanno intimato di consegnargli i soldi della cassa. Claudio Turchet, il titolare, deve aver in qualche modo reagito, tanto che i 3 rapinatori lo hanno picchiato pesantemente prima di arraffare quel che hanno potuto, non cifre elevate, lasciando parte dell'edicola a soqquadro e fuggendo. È stato lo stesso Turchet, seppure molto sofferente per le botte, ad allertare il 112. L'uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario e portato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, dove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita ma con contusioni molto importanti in diverse parti del corpo. Turchet vive da solo al piano superiore della palazzina e stava attendendo per le 8 l'arrivo di una dipendente. Sul posto, per ricostruire la dinamica della rapina, i carabinieri della vicina stazione di Fontanafredda, con i colleghi del nucleo operativo radiomobile di Sacile che hanno effettuato i rilievi all'interno dell'attività commerciale. Gli uomini dell'Arma analizzeranno anche le immagini della videosorveglianza di cui è dotata l'edicola tabaccheria, che potrebbero rivelare elementi preziosi per risalire all'identità dei rapinatori. Ulteriori indagini sono in corso. Proprio in quella zona, nella serata di ieri, erano state segnalate sui social 3 persone sospette, un elemento sul quale si concentreranno le indagini dei carabinieri, anche se non è detto che ci sia un legame con la rapina di questa mattina. Un gruppetto di minorenni è stato individuato dalla polizia locale di Pordenone come responsabile di scritte e disegni sulle mura storiche della città, ma anche sulle lettere di Pordenone Legge. Presi almeno in parte gli imbrattatori del centro di Pordenone. Si tratta di un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, che nel tempo libero portavano pennarelli, scrivevano sui muri e si facevano fotografare nell'atto di compiere questi gesti. Da tempo Vicolo delle Mura e Piazzetta del Portello erano stati presi di mira da ignoti che si divertivano a disegnare, scrivere e imbrattare le mura storiche del centro e le lettere gialle in metallo di Pordenone Legge. Diverse segnalazioni erano arrivate alla polizia locale di Pordenone, che si è subito attivata per individuare gli autori. Appostamenti in borghese, controllo delle telecamere di sicurezza e dei profili social nel web hanno permesso di risalire ad alcuni autori materiali dei danni. I genitori dei giovani, convocati in comando assieme ai figli, si sono immediatamente scusati e resi disponibili alla pulizia dell'area e al pagamento di eventuali danni. Spetterà al comune di Pordenone e ai proprietari delle mura richiedere un eventuale risarcimento per le spese di pulizia. Sono in corso altri accertamenti al fine di stabilire se ci siano altri gruppi di ragazzi, anche maggiorenni, dediti all'arte di strada. Imbrattato il faro rosso di Lignano Sabbiadoro, scritte semi-incomprensibili, una foglia di marijuana verde, alcuni cuoricini verdi e blu sono apparsi sulle pareti di quello che è uno dei simboli della località turistica. La vandalizzazione è cominciata nei giorni scorsi con scritte più piccole. L'amministrazione comunale, da quanto appreso, proverà a sollecitare la Capitaneria di Porto per provvedere al più presto alla ritinteggiatura del faro. A fine maggio dello scorso anno fu completato il restyling della struttura per riparare i danni causati dalla devastante mareggiata dell'autunno del 2019. Straordinaria pesca questa mattina nella laguna di Marano, dove un esemplare di orata di oltre 5 kg di peso è stata catturata con grande sorpresa da un pescatore di Branzini. A realizzare l'impresa eccezionale, ma non unica, è stato Giuseppe Barchiesi nel tratto di mare che separa Marano dalla penisola di Lignano. Il pesce aveva almeno una decina d'anni, secondo gli esperti.
Nei giorni scorsi è stata arrestata a Barcola una latitante molto nota nel nord Italia. Si tratta di una questuante romena di 44 anni, madre di 4 figli, vedova che per anni, appostata agli incroci più trafficati della città, capoluogo del Triveneto, era diventata l'incubo degli automobilisti e lanciava fatture e maledizioni a chi non cedeva qualche spicciolo di elemosina. Su di lei pendeva un mandato di cattura ed è stata riconosciuta e identificata dai carabinieri di Aurisina. Dovrà espiare 8 mesi di reclusione. Il terribile incidente che poteva costare la vita a un bimbo di 3 anni nella piscina di Gemona nel 2015, oggi udienza in tribunale a Udine con una incredibile novità. Ha rischiato di morire annegato in piscina a Gemona a 3 anni per colpa del dispositivo che doveva tenerlo a galla. Per Mauro Cossovel, esperto di sicurezza in acqua, fu quella tartaruga fatta artigianalmente con braccioli e collanti e non omologata a spingere in avanti il corpo del bambino e il suo viso in acqua. Il 3 luglio 2015 il piccolo ebbe un arresto cardiaco e, dopo la rianimazione, è rimasto in stato vegetativo. In tribunale a Udine è in corso il processo d'appello dopo la condanna decisa dal giudice di pace nei confronti della presidente dell'associazione che gestiva la struttura e di un istruttore di nuoto accusati di lesioni colpose. Il dispositivo, ha spiegato il consulente, non doveva essere indossato dal piccolo nella fase ludica del corso di nuoto. Serve a tenere il corpo parallelo all'acqua nelle lezioni. Durante il gioco è controproducente. Di parere opposto il consulente della difesa, che ha già testimoniato. I 2 tecnici saranno richiamati in aula nella prossima udienza per un confronto faccia a faccia. È stata fissata per il prossimo 15 luglio in Cassazione l'udienza sul ricorso presentato dalla Procura di Roma, che ha impugnato la decisione dell'11 aprile scorso del GUP, con la quale ha sospeso il processo a carico di 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. Con il ricorso il procuratore aggiunto Sergio Colaioco chiede di annullare il provvedimento del giudice che si rifaceva a quanto deciso dalla Corte d'Assise nell'ottobre scorso, secondo cui il processo non poteva andare avanti perché gli atti non erano stati notificati agli imputati. Una colonna di mezzi militari ha creato curiosità e preoccupazione questa mattina lungo la tangenziale all'altezza di Tavagnacco, ma fortunatamente il movimento non ha nulla a che fare con la guerra in Ucraina. Prima del 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione o operazione speciale, a seconda dei punti di vista, dell'Ucraina da parte delle truppe russe, queste immagini non avrebbero stimolato riflessioni preoccupanti, sarebbero quasi passate inosservate. Ora invece una colonna di mezzi militari avvistati in tangenziale fa subito notizia e alimenta ipotesi di chissà quali movimenti strategici militari. Gli obici che vedete in queste immagini li abbiamo ripresi attorno alle 11 di questa mattina, all'altezza degli uffici che un tempo ospitavano l'Ipobank. Una colonna diretta verso Povoleto con la scorta di un'auto dei carabinieri del nucleo di polizia militare, una quindicina di mezzi militari della Iulia che trasportavano obici in rientro alla sede del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna di Remanzacco, un gruppo di militari reduci da un'esercitazione svoltasi nei giorni scorsi nel Gemonese denominata Osopo 2022, che prende il nome da uno dei reparti sciolti. Si è trattato di manovre inserite in un'esercitazione programmata con obici FH-70, una delle tante che si svolgono durante l'anno nelle aree addestrative del nostro territorio. Ammontano a 140.000 euro i fondi raccolti grazie alla generosità dei friulani e già affidati alla Caritas Ucraina per interventi di emergenza, mentre sono 170 i profughi che hanno ricevuto accoglienza nel nostro territorio, tra il seminario di Castellerio e il resto del Friuli. Sono i dati resi noti oggi dalla Caritas diocesana di Udine, che è impegnata in diverse iniziative e attività a sostegno delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Dall'inizio del conflitto, Caritas Ucraina ha aiutato oltre 500.000 persone anche nelle città più colpite dai bombardamenti e sono state inviate circa 500 tonnellate di aiuti di prima necessità in tutto il paese, con ogni giorno 23.000 pasti caldi assicurati. Il flusso di profughi ora è rallentato, ha spiegato il vice direttore di Caritas Udine Paolo Zenarolla, anche se, fa sapere, iniziano ad arrivare casi più complessi come ad esempio famiglie con disabili.
La situazione Covid in regione con 3 vittime e 9 ricoverati in terapia intensiva tra i dati salienti, 144 pazienti negli altri reparti. Per quanto riguarda i contagi, 612 sono i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore da 3.500 tamponi molecolari e 2.840 test rapidi. Dall'inizio della pandemia è risultata positiva solo nella nostra regione una persona su 3. Si è chiuso con oltre 5 milioni di euro di utile il bilancio 2021 di Friuli-Ovest Banca, che domani sarà sottoposto all'assemblea dei soci convocati in presenza al Teatro Verdi di Pordenone. Un utile di oltre 5 milioni di euro, raddoppiato rispetto all'anno prima. Questo è il dato principale del bilancio 2021 chiuso da Friuli-Ovest Banca. Le masse complessivamente amministrate per conto della clientela sono salite a 1,4 miliardi, con la raccolta diretta a 1 miliardo e quella indiretta a quota 400 milioni. Il bilancio è incredibile, è uno dei migliori della storia della banca. Abbiamo masse amministrate per oltre 1,4 miliardi, quindi una crescita del 12% circa. Abbiamo impieghi per 740 milioni con una crescita anche qui a doppia cifra del 15%. Abbiamo poi indicatori reddituali che denotano la salute della banca. I prestiti a famiglie e imprese hanno raggiunto i 741 milioni di euro, frutto di circa 2.000 nuovi mutui erogati per circa 166 milioni di euro, di cui 87 milioni alle famiglie, numeri che saranno sottoposti all'assemblea dei soci sabato 14 maggio al Teatro Verdi di Pordenone. Io credo sia un'occasione da non mancare, un'occasione dove si fanno scelte importanti e non a caso abbiamo fatto la scelta di farla in presenza, questa assemblea, dopo 2 anni con il rappresentante designato. Friuli-Ovest Banca inoltre nel corso del 2021 ha erogato fondi a sostegno del territorio e delle comunità per circa 700.000 euro. Inaugurata questa mattina Olio Capitale con 170 espositori nazionali e internazionali e decine di incontri e conferenze dopo 2 edizioni condizionate dalla pandemia. Taglio del nastro tricolore alle 10:30 e 1 minuto dopo Olio Capitale funzionava già a pieno regime. Conferenze, incontri, show cooking e degustazioni per la prima edizione della Kermesse dedicata all'olio non più gravata dalle restrizioni e dalla pandemia. I buyer sono tornati ad affollare il Convention Center di Trieste, arrivando da ogni parte d'Italia e del mondo. Il nostro paese è infatti secondo produttore mondiale di olio con 381.000 tonnellate di prodotto e 642.000 aziende. Gli oli d'oliva sono il compendio di eccellenze di prodotti che rappresenta tutta l'Italia, ha commentato il presidente della regione Massimiliano Federiga poco dopo il taglio del nastro. Questa ricchezza va preservata a livello nazionale, difendendone la qualità, ma anche facendo squadra tra i diversi territori. Ad organizzare la fiera è stata la Camera di Commercio Venezia Giulia insieme all'Associazione Città dell'Olio e con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione e di Unioncamere. Comune di Udine, ANCI e APE hanno organizzato un convegno dedicato alle comunità energetiche rinnovabili, un progetto che potrebbe andare incontro ai comuni e aiutarli a risolvere le difficoltà legate alla transizione energetica. I progetti pilota di mettere insieme varie fonti per produrre oltre al proprio fabbisogno un surplus d'energia destinato alla comunità sono frenati da una normativa che ha la necessità di essere adeguata alle indicazioni che arrivano dall'Europa. È quanto emerso dal convegno che si è svolto a Udine in Sala Iace, nel corso del quale sono stati analizzati tra l'altro i risultati del progetto avviato nella zona tra Via della Roggia e Via Sabadini. La comunità energetica significa mettere in rete quella energia che viene creata in più con chi la potrà quindi utilizzare. L'ANCI sostiene i comuni che intendono avviare nuove progettualità dedicate al risparmio energetico che al momento hanno soprattutto un valore sociale. Sono un sistema in cui il comune può ingaggiare la sua popolazione e riuscire a ritagliarsi delle risorse che secondo noi poi possono anche essere rimpiegate proprio per chi ha difficoltà nel costo dell'energia. Per parte sua l'APE sollecita un repentino cambio della normativa vigente per eliminare i paletti che limitano la produzione di energia. I paletti sono in termini di potenza, sono in termini di estensione territoriale della comunità energetica che è limitata alle cabine secondarie. La morale è che si possono costituire le comunità energetiche, un valore culturale da non sottovalutare per essere pronti nel momento in cui il quadro normativo evolverà.
La rete degli istituti superiori di Udine ha inaugurato oggi il progetto Il piacere della legalità, legato al tema dell'infiltrazione mafiosa nella società civile. È presente anche il presidente del Consiglio regionale Zanin. Il progetto Il piacere della legalità Mondi a confronto, un progetto che vede insieme 12 scuole della nostra provincia, nel Friuli, che lavorano insieme per promuovere il senso di legalità, la responsabilità civile di ognuno, a cominciare anche dalla gioventù, dai giovani, anzi principalmente dai giovani, come speranza di riuscire ad essere realmente liberi, perché il compromesso, la criminalità, abbassare la testa vuol dire di fatto consegnarsi come schiavi a chi con la violenza cerca di imporre le sue idee, di imporre la sua sopraffazione, la sua capacità di tenere le persone sotto. E allora è proprio da queste esperienze, da uomini, abbiamo sentito imprenditori che hanno denunciato il pizzo richiesto dall''ndrangheta, abbiamo sentito spacciatori che si sono redenti attraverso un percorso che li ha visti prima in carcere e poi lavorare in cooperative. Abbiamo sentito testimonianze che ci ricordano uomini di Stato come Falcone e Borsellino che hanno sacrificato la vita per questo principio di libertà. Sono 100 i posti a disposizione per la pre e post accoglienza nelle scuole primarie di Udine, 900 per il doposcuola che comincerà il 19 settembre. Le iscrizioni sono possibili fino al 18 luglio. A Udine c'è tempo fino al 18 luglio per iscrivere i bambini udinesi ai servizi scolastici di pre e post accoglienza e doposcuola per il prossimo anno scolastico. I genitori dovranno accedere alla piattaforma informatica del Comune di Udine, cioè al sito www.comune.udine.it, oppure utilizzare eCivis tramite lo SPID. Per il servizio di pre e post accoglienza sono a disposizione 100 posti, mentre per il doposcuola, il cui avvio è previsto il 19 settembre, i posti disponibili sono 900. Quest'anno, per quanto riguarda la preaccoglienza, abbiamo garantito addirittura il servizio anche in caso di sciopero. Abbiamo messo a disposizione l'educatore fino alle ore 8:30 del mattino. Ci sarà anche sostegno per i bambini che naturalmente hanno la certificazione 104 oppure con disturbi specifici dell'apprendimento. La Protezione Civile abbandona il Giro d'Italia. Non è un'emergenza, dice i sindaci, ora cercano volontari, si pensa anche agli alpini. A 2 settimane esatte dal passaggio del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia scatta un'emergenza innescata da chi l'emergenza è abituato ad affrontarla da sempre, la Protezione Civile. In alcuni comuni attraversati dal Serpentone Rosa le adesioni dei volontari sono minime, in alcuni casi anche a livello zero. Il problema è questo: l'attivazione dei volontari è contemplata per motivi di emergenza, l'assistenza al passaggio del Giro non è inseribile in un servizio di emergenza. A Tarcento questa mattina il sindaco Stecati ha ricevuto tramite la polizia locale comunicazione che il gruppo di Protezione Civile non ci sarà. Mi dispiace, sono amareggiato, ci ha detto il sindaco. Lunedì scriverò al direttore regionale Aristei e all'assessore Riccardi. Stessa situazione a Magnano in Riviera, come confermato dal sindaco Roberta Moro. Era chiesto supporto ad altre associazioni. Ad Artegna il sindaco Marangoni assicura la disponibilità di una ventina di persone. A Lusevera il sindaco Luca Paoloni ci ha confermato che gli incroci saranno prevalentemente presidiati dai volontari ANA. A Marano Lagunare, luogo della partenza della tappa il 27 maggio, il primo cittadino popesso dice che c'è entusiasmo e la Protezione Civile ci sarà in maniera robusta. Passando a Cividale, Stefano Coceano, consigliere delegato dalla Protezione Civile, afferma da parte del gruppo comunale nessuna adesione. Al momento abbiamo coinvolto la Protezione Civile alpina. Si tratta di 7-8 persone fra iscritti e non iscritti. Oceano segnala che dopo gli ipotizzati episodi di violenza nei confronti di donne alla dunata di Rimini e l'inutile fango gettato con il ventilatore sugli alpini, ha inciso sull'adesione in vista del Giro d'Italia. Io provengo da una famiglia di alpini, ci ha detto. Alcune persone hanno timore di mettere il cappello alpino, la paura di avere il dito puntato e dietro l'angolo. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile non ha riconosciuto lo stato di emergenza per i pesanti eventi atmosferici che hanno colpito Azzano Decimo la scorsa estate e dunque nessun ristoro pubblico spetterà a chi ha subito danni. La Regione ha informato oggi il sindaco.
Nessun ristoro economico pubblico per i cittadini di Azzano X che la scorsa estate hanno subito pesanti danni in seguito al maltempo. Prima la forte grandinata tra il 30 luglio e il 1 agosto e 2 settimane dopo una violenta tromba d'aria avevano messo in ginocchio la città, sradicando alberi, distruggendo decine di impianti fotovoltaici sui tetti delle case e scoperchiando la copertura di un'abitazione che causò danni ingenti e lo sfollamento di 20 persone. Il sindaco Marco Putto, che si era attivato per poter dare un sollievo ai suoi concittadini colpiti dagli eventi atmosferici, è stato informato dalla Regione che dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile non è stato riconosciuto lo stato di calamità per quegli eventi e pertanto non sono previsti risarcimenti pubblici. Lo stesso sindaco lo ha riferito alla cittadinanza e ai diretti interessati. Decine di famiglie che si sono viste danneggiare le abitazioni e che nel frattempo hanno sistemato i danni a proprie spese, se non coperti da assicurazione, non potranno così beneficiare di nessun aiuto. Una beffa per quanti avevano sperato di poter mitigare le spese sostenute. Questa mattina sono state presentate le ultime 30 opere dei civici musei di Udine che sono state restaurate grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione Friuli. Si tratta di 8 statue lignee e 22 incisioni all'acquaforte conservate nelle sedi museali di Via Grazzano e del Castello. Erano presenti alla cerimonia il sindaco Fontanini, l'assessore alla cultura Cigolotta e il presidente della Fondazione Giuseppe Morandini. E restiamo a Udine che ospita fino a domenica un'ottantina di incontri per la 18ª edizione di Vicino Lontano. Il tema di quest'anno è sfide. La chiesa udinese di San Francesco, sede storica di Vicino Lontano, festival di incontri, dibattiti, conferenze, lezioni, mostre, spettacoli e proiezioni, a cura dell'omonima associazione culturale, ha fatto da scenario all'apertura di Sfide, parola chiave di questa 18ª edizione promossa da Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e Fondazione Friuli. Parliamo di una 4 giorni intensa che culminerà il 15 maggio con la consegna al Giovanni da Udine del premio Terzani a Colum McCann, scrittore irlandese con il libro A Peirogon, edito da Feltrinelli. Al simbolico taglio di nastro, con la presidente di Vicino Lontano Paola Colombo, hanno preso parte l'assessore regionale alla cultura e sport Tiziana Gibelli con Fabrizio Cigolotto, omologo del comune di Udine, ed il magnifico rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton. È poi seguita l'anteprima sul caso Puti con il numero 4/22 della rivista Limes. Sono tante le sfide che insieme dobbiamo affrontare, l'ambiente, il lavoro, l'educazione, i diritti, ma la guerra ha bussato di nuovo alle porte dell'Europa portando una nuova sfida alla democrazia, al diritto internazionale, quindi anche la geopolitica è una parte importante, in modo particolare in questa prima giornata del festival, per cercare insieme di trovare il bandolo della matassa attraverso il filo della conoscenza, che è l'unica che ci può portare fuori dal labirinto in cui siamo. E ora andiamo nelle valli del Natisone, dove le iniziative pensate per l'attesa del Giro d'Italia sono legate anche alla gastronomia tipica del territorio. Si rinnova nelle valli del Natisone l'appuntamento con Invito a pranzo, l'iniziativa organizzata dall'omonima associazione che propone nelle strutture ricettive aderenti le pietanze tipiche del territorio e della stagione. L'edizione primaverile del 2022 è in corso e coincide con il nuovo passaggio del Giro d'Italia. Questa è un'associazione che riunisce parecchi ristoratori delle valli del Natisone, è nata nel 1996 come naturale sviluppo seguito alla manifestazione Invito a pranzo. Alcuni ristoratori si sono uniti decidendo di proporre i piatti che sono della tradizione delle valli del Natisone. Primavera è la stagione delle erbette aromatiche, delle erbe selvatiche spontanee, dei primi fiori, mentre invece l'autunno porta in tavola quelli che sono i tipici prodotti delle valli del Natisone, quindi castagne, funghi, le rape, le mele, soprattutto le mele seuche. Sicuramente il Giro è una grossa opportunità. Abbiamo visto anche nel 2020, quando a causa Covid il Giro è stato spostato a ottobre, c'è stato tantissimo afflusso e proprio la voglia comunque di partecipare a questo grande evento.
Domani l'ultima in casa per l'Udinese in questa stagione, si affronta lo Spezia che cerca punti salvezza ancora, in caso di vittoria per l'Udinese sarebbe già il miglior risultato del post Guidolin. Sentiremo su questo le parole di Cioffi tra poco a Sport FVG, ma ci sarà spazio poi anche per il basket e il ciclismo. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata, arrivederci.